Nel 1935 Suor Faustina ricevette una rivelazione privata da Gesù, che le chiese di recitare una preghiera speciale chiamata Coroncina alla Divina Misericordia. Secondo Suor Faustina, coloro che avrebbero recitato questa preghiera avrebbero ricevuto grazie particolari. La coroncina alla Divina Misericordia divenne un importante strumento spirituale per diffondere il messaggio della misericordia di Dio. La vita di Suor Faustina non fu facile. Cresciuta in una famiglia povera durante i difficili tempi della Prima Guerra Mondiale, Elena Kowalska, il suo nome di nascita, dovette lavorare duramente fin da giovane per contribuire al sostentamento della sua famiglia. Tuttavia, nel suo cuore, nutriva un profondo desiderio di abbracciare la vita religiosa e di vivere la sua vocazione cristiana in modo radicale. Nonostante l'opposizione dei suoi genitori, Elena perseverò e nel 1924 fu accolta nella congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia. Durante il suo percorso verso la vita religiosa, Elena cambiò il suo nome in Suor Maria Faustina, simboleggiando così il suo nuovo cammino spirituale. Suor Faustina trascorse i suoi primi anni come suora conversa, dedicandosi ai compiti umili all'interno della comunità. Svolse mansioni come la cucina, il giardino e la portineria con grande fedeltà e gioia, illuminando ogni azione con la luce della sua intensa spiritualità. Tuttavia, la sua missione spirituale si fece sempre più chiara quando Gesù le rivelò la coroncina alla Divina Misericordia. La coroncina alla Divina Misericordia divenne l'anima della missione di Suor Faustina. Gesù le disse che la recitazione di questa preghiera avrebbe portato la sua misericordia alle anime, sia in vita che nell'ora della morte. Suor Faustina fu istruita a diffondere questa preghiera e a consigliarla ai peccatori come l'ultima tavola di salvezza. Anche il peccatore più incallito, se avesse recitato questa coroncina una sola volta, avrebbe ottenuto la grazia dell'infinita misericordia di Dio. Inoltre, quando la coroncina veniva recitata vicino a un moribondo, l'ira di Dio si placava e l'imperscrutabile misericordia avvolgeva l'anima. Suor Faustina sentì fortemente il compito di diffondere il messaggio della Divina Misericordia. Nel 1934 iniziò a scrivere un diario intitolato La Divina Misericordia nell'anima mia, in cui annotò dettagliatamente le sue rivelazioni e le sue esperienze mistiche. Questo diario divenne un prezioso tesoro spirituale che testimoniano la sua profonda unione con Dio e il suo amore per la misericordia divina. Nonostante le sfide e le difficoltà, Suor Faustina rimase fedele alla sua missione fino alla morte. Nel 2000 il Papa Giovanni Paolo II l'ha elevata agli onori degli altari, riconoscendo la santità della sua vita e il valore del suo messaggio di misericordia. La figura di Suor Faustina continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo, invitandole a confidare nella misericordia infinita di Dio e a diffondere l'amore misericordioso tra gli altri. La storia di Suor Faustina è un esempio di dedizione, fede e amore verso il prossimo. La sua vita ci insegna che anche nelle situazioni più difficili la misericordia divina può trasformare le nostre vite
e portare speranza a coloro che ne hanno bisogno. La preghiera della coroncina alla Divina Misericordia ci invita a immergerci nella profondità dell'amore di Dio e a condividere la sua misericordia con il mondo intero. Suor Faustina è ricordata come l'apostola della devozione a Gesù misericordioso, una pratica spirituale che si è diffusa in tutto il mondo grazie al suo zelo e alla sua testimonianza. Questa devozione, radicata inizialmente in Polonia, si è estesa oltre i confini nazionali a partire dagli anni 40, quando la conoscenza di Suor Faustina e della sua spiritualità si è diffusa sempre di più. Il 5 ottobre 1938 Suor Faustina ritornò alla casa del padre, morendo nel convento di Lagiewnicki, vicino a Cracovia. Offrì la sua vita come vittima per la conversione dei peccatori, consegnandosi totalmente alla misericordia divina. Fu sepolta nel cimitero della sua congregazione, ma quando il processo per la sua beatificazione fu avviato, le sue spoglie furono trasferite nella cappella della congregazione. Questo luogo divenne subito un punto di devozione per molti fedeli che si rivolgono a Suor Faustina per trovare conforto dell'anima e sollievo nelle malattie. Suor Faustina è stata proclamata beata il 18 aprile 1993 e santa nel 2000, durante il Giubileo, da Papa Giovanni Paolo II. La sua santità e la sua testimonianza di fede hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo a rivolgersi a Gesù misericordioso e ad abbracciare la sua infinita misericordia. La sua vita e il suo messaggio sono un richiamo costante a sperare nella misericordia di Dio e a diffondere l'amore misericordioso tra gli altri. Oggi Suor Faustina è considerata una figura di grande importanza nella spiritualità cristiana, un faro di luce e speranza per coloro che cercano conforto e redenzione. La sua devozione a Gesù misericordioso continua a ispirare e a guidare le persone nella loro ricerca di amore, perdono e salvezza. La sua testimonianza ci ricorda che non importa quanto grandi siano i nostri peccati o le nostre sofferenze, la misericordia di Dio è sempre disponibile per coloro che si rivolgono a Lui con umiltà e fiducia. Suor Faustina ci invita a vivere una vita di misericordia, ad essere strumenti di amore e perdono nel mondo. La sua eredità spirituale ci ricorda che la misericordia divina è un dono prezioso che possiamo condividere con gli altri, portando speranza e guarigione alle anime ferite. In un mondo spesso segnato da divisioni e conflitti, la devozione a Gesù misericordioso ci unisce come una famiglia, rafforzando i legami di amore e compassione che ci guidano sulla strada della santità. La vita di Suor Faustina è un richiamo a vivere con gioia e fiducia nella misericordia di Dio, a testimoniare la sua compassione verso tutti gli esseri umani. La sua santità ci ispira a perseguire la santità nelle nostre vite quotidiane, ad abbracciare la misericordia di Dio e a essere strumenti di guarigione e riconciliazione nel mondo. Suor Faustina, con il suo esempio di fede e amore, continua a guidarci sulla strada della santità e ci incoraggia a vivere una vita di misericordia verso gli altri. La mia misericordia avvolgerà in vita
e specialmente nell'ora della morte le anime che reciteranno questa coroncina. Per la recita di questa coroncina mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno. I sacerdoti la consiglieranno ai peccatori come ultima tavola di salvezza. Anche se si trattasse del peccatore più incallito, se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia della mia infinita misericordia. Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina, si placa l'ira di Dio e l'imperscrutabile misericordia avvolge l'anima. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.